miei amici commensali sono già arrivati. Perché oggi, qui da Giovanna, il menù prevede crema di ceci neri della Murgia, stracciatelle di burrata, cozze e finocchietto selvatico. Antipasto, 1000 foglie di baccalà. Il primo, gnocchi di friarelli, cozze e vongole. Rollè di branzino in guazzetto di vongole, datterini confiti e olive taggiasche, perché questo è il secondo. E poi il dolce, la caprese in salsa. Sembra di essere al ristorante, ma in realtà siamo a casa. Però è un ristorante, anche se siamo a casa, ma non la mia. Questo infatti è un home restaurant, una figura nuova che sta emergendo nel mondo dell'accoglienza, l'accoglienza familiare, perché questa è la casa di Giovanna e Walter, due appassionati di cucina, Giovanna in particolare, che hanno deciso di aprire la loro casa facendola diventare un piccolo ristorante per 4, 5, 6 persone al massimo. Ma andiamo a capire bene di cosa si tratta. Di dove sei tu, Giovanna? Napoli. Ecco perché pesce. Cosa vuoi fare? Quando uno nasce al mare. Ma e nasce anche da lì la passione e la voglia di fare l'home restaurant? Sì, perché ti dirò, la passione per la cucina me l'ha fatta scoprire lui. Sai, per noi è semplice cucinare quando si è bambini, fin quando sei a casa, aiuti mamma, eccetera. Però poi mai a pensare che sei brava, e lui mi fa: perché non facciamo una cosa del genere? E facciamo una cosa del genere. Abbiamo iniziato nel 2012 e poi io mi sono diplomata e da lì è partita l'idea di avere un ristorante tutto nostro e infine siamo arrivati all'home restaurant. Ma un conto è avere un ristorante, Walter. Un conto è aprire le porte di casa per farci un ristorante. Cosa vuol dire per voi? Per noi vuol dire trattare il cliente in una maniera esclusiva, che non trovi, secondo me, in nessun ristorante, perché comunque in nessun ristorante potrai avere l'esclusività di avere il tuo tavolo e basta, non ne hai altri. Cioè qui c'è un tavolo, 4 persone, massimo 6, che prenotano, quindi ci sono tanti vantaggi ed è come sentirsi a casa con la qualità però di un ristorante importante di pesce. Però ci vogliono dei requisiti tecnici o burocratici, immagino, no? Allora, qui parlo io il geometra della situazione. Allora, purtroppo dal punto di vista normativo, burocratico, in questo momento gli home restaurant hanno, come si chiama, un vuoto normativo. Quindi di fatto noi ci basiamo sul discorso dell'attività, della prestazione occasionale, che consente quindi fino a un massimo di 5.000 euro annui di fare qualunque tipo di attività senza l'obbligo di partita IVA. Però diciamo dal punto di vista nostro, come senso di responsabilità, riteniamo che sia giusto che lei che manipola il cibo abbia comunque dei requisiti professionali come diploma, HACCP, ex libretto sanitario, tutto quello che ne consegue, perché comunque facciamo da mangiare e serviamo le persone. E tu, Giovanna, per fare la cuoca non basta avere la passione. Ti dico, non basta avere la passione. Io ho iniziato conseguendo il SAB, che sarebbe l'ex-REC, per somministrazione e vendita di alimenti. Poi ho preso l'HCCP e poi alla fine, cosa vuoi? Abbiamo iniziato come personal chef e nessuno ti chiama perché comunque non hai i requisiti, eccetera, eccetera. Alla fine ho detto: sai che c'è di nuovo? Mi mancano delle piccole cose. Ho fatto dei corsi con personaggi importanti del mondo della cucina. Completiamo il percorso e mi diplomo. E infatti alla fine sì, l'anno scorso ho fatto un anno, mi sono presa il mio anno per la mia passione, mi sono diplomata quest'anno conseguendo il diploma a pieni voti a gennaio. Ma complimenti. Grazie. Baccalà mantecato, buonissimo. Pensate che né Walter né Giovanna per ora fanno gli chef a tempo pieno, perché Walter fa il geometra e Giovanna è impiegata amministrativa, laureata in economia e commercio, ma nulla toglie che questo un giorno possa diventare la concretizzazione di un sogno vero, non soltanto come home restaurant, ma anche con qualcosa di più. Diciamo che è il primo piccolo passo verso, noi ci vediamo alla pensione col nostro ristorantino, col nostro orto, che è un po' un sogno di tutti. Ovvio che adesso partire a dire apro un ristorante è un passo abbastanza importante che non si può sempre fare.
E quindi questo è un modo per provare a, a far star bene la gente quando viene a mangiare da noi, perché il nostro obiettivo è quello. La gente deve venire. Noi abbiamo girato tanti ristoranti e devo dirti la verità che mi sono sentito bene, perché purtroppo quando hai in casa una chef che sa come trattare bene la materia prima come pesce, è dura andare fuori a mangiare. È dura perché appena arriva le portate comincia questo e quello, e quindi Ce lo facciamo noi. ce lo facciamo noi. Una cosa che soprattutto Giovanna tiene a dire è che le materie prime che vengono servite qui non arrivano dal supermercato, arrivano da fornitori di fiducia che loro conoscono da un sacco di tempo. Quindi c'è un concetto qualitativo importante, da ristorante viene da dire, e ogni settimana la proposta in menù è diversa, consultabile attraverso Facebook. Poi se uno ha delle esigenze particolari basta che chiami e loro si adattano. Però questa è una chiave interpretativa interessante, vuol dire fare di casa propria un luogo di accoglienza all'insegna della massima qualità, però in casa. Io ho fatto dei corsi importanti con il mio mentore e mi ha insegnato che qualsiasi piatto tu possa preparare, qualsiasi accostamento della materia prima tu possa azzardare, se non hai nel tuo bagaglio culturale i piatti della tua tradizione, che possono essere campani, lombardi, veneti, laziali, non vai da nessuna parte. Io quando cucino i miei piatti mi emoziono e cerco di trasferire questo. Ovviamente ogni tanto azzardo e lui mi fa: come fai? Non so se può essere una cosa giusta, però poi dopo quando li mangia fa azz. Lo zittisci subito. Sì. Ogni dubbio va via. Come si dice, Sì. il sugo la domenica mattina, che questa è una tradizione. Il ragù. Il, Sì. il ragù napoletano che la domenica mattina deve Pippiare. pippiare, no? Ok, Sì, per ore. 4, 5, 6 ore. Il fegato ringrazia. Chissà che aroma in casa. Esatto, la domenica mattina ti svegli e non sei il caffè, cioè Sì. quello lì. Lei la domenica mattina mi dice: vai in bici, vero oggi? Perché? Perché devo cucinare. Quindi mi manda via in bici, torno a casa e trovo dei pranzi. E quindi abbiamo detto: cerchiamo di offrire questa possibilità di Di godere vivere di queste cose. un'esperienza. Esatto. Sì. Un'esperienza culinaria particolare. In una location comunque Certo. che regala. Per trovarvi come si fa? Allora, attualmente abbiamo la pagina Facebook, siamo su Airbnb, quindi anche questa cosa come esperienza, perché oltre alla cena di pesce, volendo, si può anche, se uno richiede, può anche fare un mini corso di cucina, se vuole imparare a fare la pasta fatta Certo. in casa, se vuole imparare a trattare il pesce. Quindi principalmente Airbnb e pagina Facebook, dove si può prenotare direttamente, fare i pagamenti direttamente, quindi rimane tutto tracciato, abbiamo un'assicurazione, quindi c'è una responsabilità civile verso gli ospiti che vengono qua, uno può inciampare, cadere, farsi male, Certo. capito? Sapete come lo potremmo anche chiamare questo piatto? Il cotechino di mare. Bene. Sarà contento di te, Antonino. Il suo mentore è Antonino. Sì, Cannavacciuolo? Sì, penso di Capito? sì. Capito di chi parliamo? Ragazzi, complimenti per la vostra idea, bellissima. Siamo a Grazie. Ponti sul Mincio, veramente sono 20 metri dal confine con Verona e all'incrocio anche con Brescia, insomma, punto strategico. E se volete sentirvi a casa mangiando in un ristorante, venite a trovarli, Giovanna e Walter. Grazie Stefano. Ciao Grazie, ragazzi, Stefano. è stata Ciao. veramente una bella esperienza. I nostri amici sono ancora là che mangiano, li lasciamo là. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Ciao! Ciao.